Il sorriso di Carlo Alberto si è spento. 13 anni il prossimo 27 marzo, il ragazzo è morto nella serata di martedì all'ospedale di Treviso, dove lottava da 2 giorni. Stava correndo domenica mattina a Vittorio Veneto quando il suo cuore si è fermato e lui è crollato a terra. Pensare che quello era un giorno speciale, la sua prima gara come atleta delle Fiamme Oro Padova. Così ricorda quella gioia la sua allenatrice Rosanna Martin. Era un'emozione sicuramente per tutti, era veramente la prima gara dell'anno. Era bello, insomma, un bel momento. Ai ragazzi l'emozione si vedeva sicuramente. Era felice domenica mattina Carlo Alberto Conte che da ottobre correva con le Fiamme Oro. Con lui c'era il suo papà, Dino Massimiliano. Tutto è crollato in un attimo. Un dolore immenso per il papà, la mamma Valentina Ometto, una donna forte che da 5 anni, dopo la morte del fratello Luca per un tumore al cervello, raccoglie fondi per i ricercatori e per lo IOV, la sorellina che Carlo Alberto adorava. Un dolore per i suoi compagni di classe. Frequentava la seconda media alla scuola Pascoli, era amante della storia e delle lingue, sognava di studiare negli Stati Uniti. Gli amici hanno parlato di lui con gli insegnanti, aiutati dallo psicologo. Sul suo banco stamattina sono state portate dalla vicepreside 3 rose bianche. Una famiglia unita, quella di Carlo Alberto, a cui Rosanna Martin dice grazie. Hanno un esempio fantastico in questi giorni. Il papà è di una forza veramente fuori dal normale. E la mamma ha sorriso con la speranza fino all'ultimo secondo. Per noi sono stati veramente una forza, gli siamo stati vicini tutte queste ore, questi 2 giorni, ma abbiamo imparato veramente molto da loro, anche persone veramente di grande fede, questo li ha aiutati molto. Alla famiglia arriva anche il cordoglio del presidente del Veneto Luca Zaia, una tragedia che ha colpito tutti, anche chi Carlo Alberto non lo conosceva in modo diretto. Carlo Alberto era buono, aveva tanti sogni, in tanti lo pensano mano nella mano con lo zio Luca, una morte che lascia solo una domanda: perché?